Bentrovati telespettatori di 7 Gol, ma ben trovati anche agli amici di TVM Palermo per il consueto appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Un'altra ennesima puntata di avvicinamento anche all'evento di giorno 19 giugno, l'evento più atteso proprio del calcio dilettantistico siciliano, ovvero i Penalty Awards. Ospite della nostra puntata oggi Nunzio Currenti. Ciao Nunzio, ben trovato. Grazie per l'invito Ettore. Non è ancora arrivata l'estate, ma si continua ancora a giocare, ci sono i playoff, si avvicinano anche i Penalty Awards, insomma ancora questo calcio non va in vacanza. Assolutamente no, perché ieri è stata una giornata importante, una giornata ancora dove le sorti del calcio dilettantistico siciliano non sono decise. C'è la possibilità di riuscire a fare il triplete per il Trapani. Infatti. Ed è davvero qualcosa, è stato scrivendo una pagina di storia del calcio siciliano. Assoluto, la vittoria in Coppa Italia lo ha confermato, che peraltro è una vittoria in Coppa Italia che ha di fatto riscritto qualcosa di straordinario. Le tre squadre siciliane, il Catania che vince la Coppa Italia di Serie C, il Paternò che vince la Coppa Italia di Eccellenza e Trapani che vince la Coppa Italia di Serie D. Non era mai successo, quindi è già leggenda. Una riflessione molto ampia da capire sul come si evolve e come si sta evolvendo il calcio siciliano. Diciamo che è in crescita. Bisogna valutare chiaramente proprio la prospettiva a 360 gradi, se la analizzi sui giovani che stanno emergendo allora devi dedicare uno spaccato di analisi, ma sta crescendo il management, sta crescendo forse qualcosa che fino a poco tempo fa non c'era e i tre risultati, le tre vittorie lo confermano, ma non è solo quello, perché stiamo avviandoci verso il prossimo anno verso una Serie D davvero stellare, ricca di squadre siciliane. E adesso chiaramente ieri con Modica e Profavara chiaramente la situazione è totalmente cambiata, no? Perché il Modica è andato a conquistare un risultato straordinario sul campo del Venafro, adesso domenica ha la possibilità di chiudere i conti e di con buonissime possibilità, certamente. Di andare in finale. Il gol di Palmisano, la traversa 3 minuti dopo, hanno legittimato alla distanza una partita che non era facile peraltro, perché affrontavano una squadra che aveva un attacco mitraglia, aveva perso pochissime volte, aveva conquistato sì il secondo posto, ma una squadra che aveva un rendimento importante. Però come ha detto Settineri, piedi ancora per terra perché ancora c'è la partita di ritorno, quindi anche grande rispetto nei confronti degli avversari. Ma ti assicuro che conoscendo l'ambiente di Modica, io ho vissuto 2 anni fa a Mazzarrone, l'esperienza di Mazzarone, l'esperienza straordinaria di Mazzarone, ti assicuro che vivere il Barone è qualcosa di unico. Per me vero. Modica è una piazza, Modica e Vittoria sono 2 piazze magnifiche in questo senso, e Modica in particolare, quindi difficilmente credo che si lasceranno scappare questa occasione, ma soprattutto perché sono in grandissima forma. È vero, grandissima forma dal arrivano punto di vista ai playoff mentale. In un stato dal mentale, punto di vista in mentale grande hanno ascesa. le idee chiare, una dirigenza che di fatto si è canalizzata per quell'obiettivo di inizio stagione che era davvero saltato. È vero, è vero. E poi in questa ultima parte chiaramente adesso la squadra, che era una rosa importante, una rosa di giocatori che hanno vinto questo campionato, lo conoscono bene, di fatto a tutti gli effetti siamo alla resa dei conti. Peccato per il Profavara. Peccato per il Profavara, perché effettivamente poteva anche scapparci la vittoria, forse sarebbe stata anche meritata. Come poteva scapparci la sconfitta, perché all'ultimo momento c'è stata, stata una grandissima occasione. È stata comunque una stagione positiva per il Profavara. Sì, ma l'investimento è considerevole rispetto al risultato poi finale. Alla fine uscire dai playoff nazionali con 2 pareggi chiaramente non è senz'altro bello. 0-0, 1-1. Mi preme sottolineare che nel Pompei segna un tale Malafronte. È tutto dire. È tutto dire. Malafronte, Alessandro Malafronte, che è cresciuto nel settore giovanile del Catania, classe 90, faceva parte di quella primavera del Catania storica con Donnarumma, Nicastro, Malafronte. Mentre Alfredo e Francesco Nicastro hanno fatto un percorso nei professionisti, e Alessandro è rimasto nei campionati dilettantistici. C'è un bomber da 20 gol a stagione. È vero. Ho sentito io ieri sera, non siamo riusciti a incrociarci all'aeroporto, però ripeto, è un giocatore importante, peraltro molto emozionato del suo ritorno in Sicilia, a Catania, dove ha vissuto tanti anni. Diciamo che è un Pompei comunque costruito per vincerli questi playoff, no? Hanno sfiorato in questi anni con Malafronte
Mai le come squadre, questo anno, mai certo, come questo è vero, anno, chiaramente, è vero, mai è come vero. questo anno, però ripeto, uscire con 2 pareggi non è facile. La parte introduttiva della nostra trasmissione è stata in un certo senso anticipata dagli argomenti che tratteremo proprio quest'oggi, però prima di iniziare a parlare nel dettaglio, e cominceremo tra poco anche con il Trapani, voglio parlare anche della nuova realtà web che stai guidando con mano sapiente, ma soprattutto con grande esperienza. Grazie, siciliagol.it, Sì. siciliangol.it è la testata edita da Sicilia On Demand, il direttore Fabio Bologna, io sono il coordinatore del progetto e in un certo senso un po' ripreso a fare quello che per tanti anni ho fatto alla Sicilia. Quotidiano della Sicilia, ho interrotto il rapporto nell'ottobre 2021 ed è stato bello riprendere. Diciamo che dal Mi cartaceo piace- al web le cose sono La storia è cambiate. diversa, la storia è diversa, mi confesso che ho avuto qualche difficoltà iniziale ad approcciare sul web, piano piano sta andando bene, devo dire che a pieno regime abbiamo ottenuto già numeri importanti, abbiamo iniziato a febbraio, cominciamo ad accreditarci ed è bello risentire gli allenatori, riannodare i figli della memoria, del discorso. Diciamo del che rapporto. questi primi 6 mesi sono stati ideali quantomeno per assestare il progetto, lanciare poi il quindi progetto, la prossima stagione sarà la stagione scelta giusta. del direttore del comparto redazionale che gestisce il progetto che comprende Sport Web Sicilia è stata secondo me corretta. All'inizio devo dire che non ero d'accordo, però questo ci ha permesso di capire cosa va, cosa non va, i pezzi più letti, perché adesso sul web non conta più Bravo. ho letto il tuo pezzo, conta il numero di visualizzazioni. Questo ormai è diventato stiamo dando molto spazio, fondamentale. stiamo dando molto spazio al beach soccer. Dicevo, a proposito del web, ma il pubblico del cartaceo, il lettore del cartaceo, è un pubblico decisamente diverso rispetto a quello che usufruisce delle notizie sportive sul web? È cambiato totalmente l'indice di lettura negli anni, totalmente cambiato. Adesso conta il numero di visualizzazioni, ma conta il numero il quantitativo di secondi per cui leggi quel pezzo. Quindi il fatto che Google Analytics ti dà un quadro della dimensione totale che prima non avevi. Che prima non avevi, è vero. Il rapporto che avevi, ho letto il tuo pezzo, non sono stato d'accordo, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, era scritto bene, era scritto male, adesso no, adesso si legge scorrevole. È un sito che punta decisamente solo sul calcio dilettantistico oppure abbraccia anche altri sport? No, punta sul calcio dilettantistico, punta sul calcio giovanile, perché insomma, altra fetta importante. Altra fetta importante, sì, della mia carriera, poi soprattutto. Perché ho iniziato col calcio giovanile, a riprendere col calcio giovanile, è stato bello, ho seguito le finali regionali, con le vittorie di Siracusa e di Trapani, le sconfitte del calcio Sicilia che si presentava alle finali Mister Bianco come tutte e due le squadre. Adesso Siracusa è andata alla Final Six e si parla di beach soccer. Di beach soccer, sì, infatti. Si parla di beach soccer perché un'altra fetta del mio percorso giornalistico che non ho mai abbandonato. Io credo molto sugli sport sulla sabbia, tra beach soccer e beach volley, quindi beach soccer insomma alla fine merita una vetrina di comunicazione importante. Anche perché arrivano i risultati e quando arrivano i risultati è bello parlarne, no? Insomma, 15° trofeo, vittoria della Supercoppa italiana, meritatissimo su Viareggio, e c'è stato il riscatto dopo la sconfitta nel campionato finale scudetto dell'anno scorso. Vincere a Viareggio poi soprattutto ha un sapore ulteriormente importante. Adesso c'è la finale di Coppa Italia, c'è l'Euro Winner Cup, ma attenzione, non c'è solo la domusbet.tv Catania Beach Soccer, perché c'è l'FC Catania, sì, che sta andando benissimo. È interessante, quest'anno una bella rosa, sta andando benissimo, insomma ci sono giocatori messi assieme di assoluto livello, un allenatore importante come Angelo D'Amico, coadiuvato da Santo Mazzullo, Mario Giuffrida, Alfio Chiavaro. È da prendere con le pinze la stagione del Catania FC. Ricordo che l'anno scorso la Stracittadina la vinsero proprio loro per poi perdere alla Finalette, che poi è in realtà quello che poi conta alla fine, perché la formula che è stata tanto criticata poi negli anni
alla fine è quella formula quella più vincente, con diciamo, partita secca da fare in 3 giorni. È più entusiasmante soprattutto. Sì. Allora, parliamo proprio del campionato di Serie D che si è concluso con la vittoria stratosferica del Trapani. Vogliamo parlare della Coppa Italia? Non c'è più bisogno, perché anche il Trapani ancora una volta ha segnato il proprio nome nell'Albo d'Oro. Parliamo invece della Pool Scudetto. Si parla di un possibile triplete, proprio perché questo Trapani, addirittura in semifinale di Pool Scudetto, vince 1-0 contro il Caldiero Terme. Ci vediamo gli highlights e l'intervista post partita e poi ne parliamo anche con il nostro ospite Nunzio Currenti. Bisogna fare oggi tanti complimenti alla squadra e ai ragazzi, perché arriviamo alla terza partita, tanta stanchezza, 2 trasferte complicate in 4 giorni, con 2 giorni di viaggio per partita, tante energie tolte, però la squadra ancora una volta ha dimostrato il suo valore sotto l'aspetto mentale, soprattutto dell'atteggiamento. Siamo scesi a fare una buonissima partita, sono veramente soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, soprattutto il primo tempo, ma anche nella gestione della gara. Un risultato che premia la prestazione e soprattutto l'atteggiamento della squadra. Per quanto riguarda la partita avevamo un po' di timore, ovviamente lo abbiamo ancora, però insomma la partita ha detto che c'è un po' di dispiacere, perché insomma avremmo meritato sicuramente almeno di pareggiarla, a cospetto di una squadra che insomma l'anno prossimo farà sicuramente un campionato importante in Lega Pro, quindi ne usciamo con delle buonissime indicazioni, con delle valutazioni da fare sia da me che insomma da Fabio, però insomma non posso dire nulla alla squadra perché nonostante 15 giorni fermi abbiamo fatto una prova bellissima, soprattutto nella seconda parte della gara. Grandissimo primo tempo, di spessore, tanta qualità. Ritmo alto, siamo riusciti a prenderli bene, non ci siamo mai allungati, anche nelle distanze sotto palla riuscivamo ad andare uomo contro uomo senza mai allungarci, eravamo belli stretti e compatti fra le parti, quindi sono veramente contento perché poi abbiamo fatto anche una buona fase di possesso con delle buone, delle ottime giocate, sviluppi veramente importanti. Abbiamo tenuto il ritmo alto e poi è venuto anche il gol di una bella azione, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per poter raddoppiare dove non siamo stati magari cattivi nel finalizzare dentro l'area, siamo stati forse in alcune situazioni un po', si è peccato un po' di altruismo e di leggerezza, però questo è il cercare il pelo nell'uovo. Il primo tempo è stato veramente un primo tempo bello ed entusiasmante, il secondo tempo poi siamo un po' calati fisicamente, come è giusto che sia, era la terza partita e ci siamo un po' abbassati, anche se siamo partiti bene, abbiamo avuto 3 occasioni importantissime per raddoppiare, il colpo di testa di Samachè, sulla ribattuta Sbrissa di testa, il colpo di testa di Maricoso che ha preso la traversa, sulla ribattuta Sbrissa non è riuscito a capitalizzare, altre 2 o 3 ripartenze quando eravamo 3 contro 1, 3 contro 2 non siamo riusciti a far gol, poi naturalmente esce l'avversario, quella stanchezza, quella voglia di recuperare. E lì diciamo l'unica pecca è stata che forse non abbiamo avuto lucidità nel tenere forse un po' più la palla e di avere palleggi, però ripeto, oggi era la terza partita di una settimana, 2 finali di Coppa giocate, 2 trasferte difficili, impegnative, tante energie spese fisicamente e mentalmente, oggi la squadra merita solo elogi. C'è da dire insomma che le partite l'anno prossimo saranno tante così, dove le occasioni saranno un po' meno, dove sarà un po' più difficile fare gol, dove bisogna alzare un po' il livello, però ripeto, soprattutto nella seconda parte insomma, abbiamo messo anche nella loro metà campo il Trapani e vi assicuro che non è una cosa così scontata. Abbiamo un po' subito l'avversario, ma questo è il calcio, ti abbassi inevitabilmente perché per come giochiamo noi, quando poi non abbiamo gamba, perché la fatica si fa sentire, andiamo in difficoltà, perché noi siamo una squadra che piace andare a fare pressione forte, ad aggredire, ad essere intensi, a raddoppiare. Tutto questo poi quando non hai le energie che ti accompagnano fisiche è normale che devi abbassarti. Abbiamo un po' sofferto l'avversario, come è giusto che sia, la partita dura 90 minuti, ci sono delle volte dove l'avversario deve uscire per un'inerzia mentale, perché deve cercare il risultato, perché vuole pareggiare, però noi, ripeto, avevamo pensato che ciò potesse accadere perché ci aspettavamo un calo fisico nel secondo tempo e volevamo fare, nella nostra idea pensavamo che in qualche ripartenza potevamo chiudere la partita. L'unico rammarico è che i primi 10 minuti abbiamo avuto 3 palle per fare il secondo gol e chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Quello poi cambia anche l'inizio della gara e gli episodi non li abbiamo indirizzati a nostro favore. Però come hai detto bene tu, la squadra
ha dimostrato di sapersi offrire a denti stretti, e questa è una cosa che ancora ci fa più onore, perché ricordiamoci che siamo il 2 di giugno e la stanchezza è tanta, le energie spese sono state tante e le vittorie sono state anche tante. Ci sono ancora 90 minuti, è chiaro che adesso insomma, dobbiamo fare una grande impresa, però insomma, abbiamo anche la serenità, la fortuna di giocarla a sgombri e la partita. L'importante è che ci portiamo a casa ancora delle risposte che ci serviranno sicuramente per l'anno prossimo, dove le partite saranno molto vicine a quello che abbiamo visto oggi e dove secondo me abbiamo dimostrato di poterci stare benissimo. Abbiamo vinto il primo tempo, abbiamo un secondo tempo a casa nostra, davanti alla nostra gente, l'ultima al provinciale davanti al nostro pubblico, dove siamo chiamati a regalare una finale e uno spettacolo importante per i nostri tifosi e per la nostra gente. 1-0 del Trapani, rete di Samaché, un Trapani, Nunzio, che a questo punto ha praticamente mezza finale in tasca. Potrebbe giocare contro il Campobasso, che addirittura ha eliminato quasi ormai, perché è andata a vincere a Cava 5-2 proprio la Cavese. È l'anno d'oro del Campobasso, l'anno d'oro del Trapani. Sì. Perché anche a pallavolo Vanno fortissimo. vanno fortissimo, è riuscito a conquistare la promozione in Serie A. E ti devo dire, intanto si profila una finale tra due piazze che comunque hanno gara secca, tra l'altro, hanno un pezzo di storia importante del calcio italiano, no? Campobasso è stato in Serie B, Trapani è stato in Serie B. Cosa mi ha colpito? Io ho visto la partita, la finale di Coppa Italia soprattutto, non era facile, perché comunque ribaltare la situazione, vincere con quell'autorità con cui la squadra si è espressa, a conferma di come il lavoro che è stato fatto quest'anno è un lavoro davvero stratosferico. E uso questo termine superlativo perché mi ha colpito molto l'atteggiamento di Antonini. Il presidente è stato, secondo me, impeccabile a tenere dritta la barra dell'attenzione dopo la sconfitta. C'è riuscito proprio. C'è riuscito in maniera magnifica, non siamo in vacanza, qui io sono venuto per vincere. C'è poco da fare. Dichiarazione secca, diretta anche verso quelli che effettivamente proprio nella partita di andata non avevano reso al massimo. A caso credo che Alfio Torrisi abbia anche rimodulato la situazione in ha avanti. completamente cambiato l'attacco. Su Alfio Torrisi concedimi un minuto. Sfondi una porta aperta, quindi vai dritto. Concedimi un minuto, merita davvero un encomio, non un elogio, perché ha saputo in questi anni ritagliarsi un ruolo davvero magistrale, ma non si arriva lì per caso. Assolutamente. Si arriva lì perché ha studiato, ha lavorato sodo, non si è risparmiato, si è messo in discussione, e di quell'Alfio Torisi che ci ha messo sempre la faccia. Ci ha messo sempre la faccia, quell'Alfio Torisi della prima fase dell'approccio calcistico ormai non resta nulla. Oggi è una persona di cui andare orgogliosi. Io gli ho scritto un messaggio di questa portata. Siamo in molti ad averlo fatto. Perché credo che rende orgogliosi e fa capire come le persone possono arrivare con la passione e il sacrificio. L'esempio che va inquadrato di Alfio Torisi è proprio questo: riuscire ad arrivare, lavorare, crederci fino alla fine. Lui ci sta credendo. E la determinazione poi alla fine porta dei bei risultati. Dai, se pensiamo che nel 2020 lui era in testa alla classifica con l'ACI Sant'Antonio in promozione. Sì. Il Covid lo ha bloccato a 4 giorni dalla fine, quando lui, che se non erro, non ricordo male, gli mancavano 2 punti per la matematica. Era in semifinale di Coppa Italia in promozione, quindi campionato vinto e stravinto. L'anno dopo è riuscito secondo me a compiere un risultato straordinario, arrivare in semifinale, poi è andato a Paternò e sono 2 anni a Trapani. L'anno scorso viene mandato dopo che praticamente non aveva perso neanche la partita. Da imbattuto ritorna e fa quello che ha fatto, no? Quindi per cui sulla falsariga l'anno scorso lui è riuscito, grazie a una società forte, certo, una società che sa comunicare, una società che lavora dietro le quinte in maniera perfetta, impeccabile. È una squadra che è completa in tutti i reparti, e lui non ha sbavature, non ha avuto sbavature, c'è poco da fare, ha riscritto tutto l'almanacco delle statistiche del campionato di Serie D. Assolutamente. Tra l'altro sottolineiamo una cosa molto importante, che da 3 anni all'interno dei Penalty Awards c'è il premio che va
assolutamente da attenzionare, quello del miglior allenatore siciliano in Serie D, e per il terzo anno consecutivo, quindi anche in questa edizione 2024, il premio viene assegnato proprio ad Alfio Torisi, a dimostrazione che quello che è stato detto è pura verità, e siamo ben contenti ancora una volta di omaggiare con la palma del miglior allenatore siciliano un giovane catanese che credo probabilmente avrà un futuro assolutamente roseo. L'aspetto importante è il fatto che lui conservi chiaramente già una caratteristica del ruolo dell'allenatore, sa che quando le cose non vanno il primo a essere messo in discussione è lui. Sì, è vero. Cioè lui come figura. E allora in questo senso credo che abbia acquisito quest'ulteriore consapevolezza, e questo che poi paradossalmente poi gli dà anche forza. E allora sì, io sono convinto che ancora dovremmo vedere tanto Assolutamente. nella sua carriera, perché ripeto, studia tanto, si mette in discussione, guarda partite, è molto, Vive di calcio è molto, 24 ore su 24, come mi ha detto lui personalmente. Ha una famiglia importante che lo supporta, lo sostiene, e insomma è tanta gente che crede in lui, che credo che, scusate il bisticcio di parole, credo che sia la sua forza. Ritorniamo a parlare di questa partita 1-0 contro il Caldiero Terme. Diciamolo pure, il Caldiero già arrivare in semifinale vuol dire tanto. Nei confronti di questo Trapani c'è sempre un atteggiamento, non dico di sottomissione, ma di consapevolezza di andare a giocare sempre contro una squadra di grande forza. Hai un giocatore come Sapanché che spacca la partita, e poi insomma Palermo è stato davvero, credo, la ciliegina sulla torta, bravo lui. Un Palermo tra l'altro utilizzato soprattutto in questa parte finale della stagione, a dimostrazione lui, che ha alimentato in tutti i giocatori della rosa sempre la determinazione. Bravo lui a lasciare il Catania al momento opportuno, e insomma lì ha trovato davvero tutti gli spunti possibili per fare bene in quest'ottica proprio che stai dicendo tu. La motivazione di fare un triplete, no, credo che vada davvero oltre a tutto, quindi ripeto, a prescindere dalla forza in questo momento il Trapani ha davvero una marcia in più. È una cosa che poi, se ci rifletti, non ha avuto il Catania l'anno scorso, quando il Catania si è letteralmente sbriciolato, aveva vinto il campionato il 19 marzo e praticamente poi è andato a giocare col Sorrento 3 mesi dopo, perdendo in casa 2-0. Sì. Quindi questa invece il Trapani, tutto sommato, siamo arrivati a metà giugno a giocarci poi la finale del scudetto, e credo che non era facile tenere la tensione alta. Tra l'altro ricordiamo che il Catania fu eliminato addirittura al primo turno di Coppa Italia, a dimostrazione che gli obiettivi del Trapani quest'anno erano totalmente diversi. Ci sarà la partita di ritorno domani giovedì proprio contro il Caldiero. Come al solito Alfio Torisi mette i piedi per terra e dice: concentrazione, non è ancora certa la finale, dobbiamo giocare una partita di ritorno. Fa bene a tenere in questo momento i piedi per terra, perché ripeto è troppo importante l'obiettivo di fare questo triplete che davvero riscrive la storia Granata, che ha avuto Boscaglia, ha avuto praticamente Cosmi a un passo dalla Serie A. La famosa immagine tra Cosmi e Oddo, sì. Rimane credo una delle più belle immagini di grande sportività, di lealtà, vista a determinati livelli. Poi purtroppo le gestioni successive hanno determinato il fallimento. Riprendere non era facile, questa società l'ha ripreso. Ricordiamo che Antonini investe anche sul basket e ha dato un'impronta importante. Tu l'hai conosciuto perché sei andato a intervistarlo, e credo che ti abbia suscitato un effetto. Io sono rimasto letteralmente spiazzato in positivo per la determinazione. Senti parlare con uno che ti manda adrenalina e motivazione a non finire. È vero. La partita potenzialmente finale di questa pool scudetto potrebbe essere tra Trapani e Campobasso, in attesa giustamente delle partite di ritorno di semifinale. Per intanto ci guardiamo la partita di andata, vinta addirittura dal Campobasso in casa della Cavese, il risultato finale di 5-2.
Cavese, Campobasso si incontrano nuovamente le strade dei Molisani e della Cavese. Il traversone di Rasi, il controllo, bella la sponda di Di Nardo, poi Lombari col mancino, pallone debole. La scucchiaiata di Maldonado per Di Nardo, il controllo, la conclusione di Di Nardo e c'è il gol! C'è il gol, 1-0, Antonio Di Nardo, il Campobasso è in vantaggio. Il rimbalzo che poteva trarre in inganno il difensore della Cavese, attenzione però al contropiede del Campobasso con Lombari al limite dell'area, Lombari col mancino, Lombari 2-0, il raddoppio è di Andrea Lombari. Attenzione alla Cavese, questa manovra offensiva in area di rigore di Piazza, prova la conclusione, il palo di Piazza. Non ha fretta il lupo in questo momento, ovviamente può amministrare al meglio il 2-0, attenzione Lombari in area di rigore, Lombari si getta in scivolata, era oggettivamente complicato. Il fischio, Zenelai va direttamente in porta, Esposito, il pressing di Piazza, ne esce bene il portierino di proprietà del Benevento, il pallone diventa buono per Di Nardo che taglia le spalle, attenzione Di Nardo all'interno dell'area di rigore, la mette dentro Di Nardo, troppo lunga per Lombari. Lombari aspetta l'arrivo di Grandis, riesce a toccare il pallone, ancora Grandis, Di Nardo. Si allarga Parisi, prova la conclusione Di Nardo. Mentre scorrono gli ultimi minuti di questo primo tempo, da vedere se ci sarà il recupero oppure no. Parisi, no, brutta raga, brutta. Trova il gol alla Cavese. Ha segnato Di Piazza al 44esimo. Prova ancora l'incursione la Cavese, che adesso deve dare una sterzata a questo secondo tempo per cercare meno il gol del pareggio dopo un primo tempo un po' deludente da parte della formazione di Napoli, e infatti lo trova, lo abbiamo appena detto. I fischi del Lamberti per dar fastidio a Maldonado, la rincorsa di Luis, la conclusione, sì! Luis Maldonado fa 3-2, grande punizione di Luis. Di Nardo, pallone dietro Parisi, vai, 4-2, Parisi a rimorchio, fa 4-2 Francesco Parisi. La rincorsa di Luis, sì, Maldonado fa 2-2, 5-2. Fischio finale, finisce qui, 5-2, vince l'andata di questa semifinale della Polo Scudetto il Campobasso. Le reti di Di Nardo, Lombari, Parisi e la doppietta di Luis Alberto Maldonado. Appuntamento a giovedì 6 giugno all'Avicor Molinari per il ritorno di questa grande sfida. Diciamo che innanzitutto ci prendiamo i 5 che abbiamo fatto, poi sì, è vero, hai ragione, abbiamo fatto, soprattutto sul primo non siamo stati molto attenti, però fondamentalmente ci sta nell'arco di una partita subire un gol oppure essere disattenti. Tutto sommato la partita secondo me è stata una buona partita, a tratti potevamo gestire molto meglio alcune situazioni, però fondamentalmente sono soddisfatto. Ci stiamo divertendo, la verità è questa, che i ragazzi vengono volentieri al campo e noi dello staff non vediamo l'ora di arrivare al campo per poter svolgere l'allenamento. Penso che il trucco sia questo, è un divertimento serio, quello che dico ai ragazzi prima delle partite e durante gli allenamenti. Queste 2 settimane le abbiamo gestite proprio così, con questo spirito, divertimento serio, e penso ci stiamo riuscendo. Non mi è mai capitato di giocare una partita di sera e l'atmosfera è incredibile. Poi a Cava ci sono venuto da tifoso del Campobasso, mi ricordo, grande piazza, grande tifoseria, solo complimenti per loro, per la tifoseria e per la squadra. Dovremo continuare quello che abbiamo iniziato oggi. Tutti positivi tranne San Maurese Campobasso, 1-0 per loro, all'esordio, tanti anni fa, cioè tanti, non tanti, 7-8 anni fa. L'approccio è stato giusto, la squadra si vedeva che aveva voglia di vincere, quindi dal primo minuto. Poi vabbè, i gol vengono attraverso le prestazioni. Credo che abbiamo fatto una prestazione tutti i compagni all'altezza, e quindi speriamo giovedì perché vogliamo arrivare in finale.
La nostra forza è sempre stato il gruppo, forse sentivamo chiacchiere che eravamo inferiori agli altri, ma la nostra forza è sempre stato il gruppo, quindi su questo non avevamo dubbi. Siamo entrati un pochettino arrabbiati perché mancavano pochi minuti alla finale del primo tempo, ma comunque consapevoli che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, quindi siamo entrati con la stessa voglia dell'inizio e niente, penso che andiamo via da vincitori meritatamente. Un Campobasso Corsaro che vince proprio in casa della Cavese. A questo punto credo che la finale, potenzialmente Campobasso-Trapani, sarà una bella finale. Sì, sarà una bella finale, storia, tradizione, tecnica, qualità che si andranno ad incrociare. Un Campobasso che sta cercando di chiudere la stagione nel migliore dei modi, e Pergolizzi e la società non hanno rinnovato il rapporto. In questa fase finale della stagione c'è Piccirilli, vedremo. Certo, ora bisognerà capire dove si andrà a giocare, però attenzione perché ancora c'è la partita di domani. Assolutamente, grande rispetto degli avversari, ci mancherebbe. Pronostici anticipati, peraltro la Cavese è comunque una squadra di assoluto rispetto e non si sa mai. La storia Finalmente del calcio, dopo un paio di anni è riuscita ad abbracciare questa Lega Pro, la no? storia del calcio ci insegna, insomma, che i ribaltoni sono sempre fattibili. Possono essere all'ordine del giorno. Giocatori, peraltro, mi piace citare di piazza, mi piace citare Tropea, ex Catania, cresciuto nella scuola calcio ragazzini, quindi insomma è interessante gruppo, bello. Assolutamente. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, tra poco ritorneremo a parlare di calcio giocato, perché ancora si gioca e siamo già a giugno, perché parleremo del campionato di eccellenza, parleremo soprattutto dei playoff nazionali. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Continuiamo a parlare di calcio giocato, tenendo presente che il grande appuntamento dei Penalty Awards vi aspetta a Caltanissetta, giorno 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito. Il meglio del calcio dilettantistico in una serata che ancora una volta premierà soprattutto il grande movimento proprio del calcio dilettantistico. Un tuo parere, caro Nunzio? Insomma, c'è un lavoro alle spalle importante, perché non è facile. Io ho organizzato per diversi anni la parte giovanile in privato e insomma l'ultima che abbiamo fatto, ora ci siamo fermati ad Acireale raccogliendo tutti i talenti siciliani che sono fuori, uno su tutti Flavio Russo, che ha vinto adesso lo scudetto insieme a Kevin Leone con il Sassuolo, capocannoniere del campionato primavera con 20 gol, quindi è stata quella volta una bella serata ad Acireale. Caltanissetta è location straordinaria, te lo dissi appena annunciassi. Sì, è vero, mi hai mandato un messaggino, un teatro bellissimo. Teatro bellissimo, peraltro con un'amministrazione comunale che ha un assessore allo sport come Caracausi, che è davvero sensibile a qualsiasi tipo di istanza e di iniziativa. E sarà un momento importante perché ti ritroverai. Chi ha vinto, chi ha le vittorie proprio belle calde avrà la possibilità di godersele, perché spesse volte si organizzano i premi a distanza e magari perdi l'efficacia. Il fatto di poter prendere un premio a poche settimane magari dalla vittoria credo che abbia un sapore straordinario. La formula delle nomination poi è una formula, e l'apertura delle buste diventa un'esclusività proprio del premio. La formula originale, perché poi nessuno sa chi vince. A prescindere, che immagino che tu ne abbia sentito e avute in tanti anni, però credo che sia proprio la dote che distingue bene. E poi il fatto che venga dedicato un premio alla memoria di Santo Palma, è vero, anche questa è stata una motivazione dell'uomo per lo sport, credo che sia perfettamente una scelta oculata e intelligente, azzeccata, perché oltre a essere amatissimo nel calcio, a prescindere poi dal fatto che era un personaggio, mi spiace ancora utilizzare anche il passato, perché insomma credo che abbia lasciato talmente tanto oro e profumo nella vita. La moglie Simone che saranno presenti, continuano a portare avanti la memoria di Santo, che è forte, è passato appena un anno. Essere lì sarà un momento per riflettere. Poi perché consideriamo pure che era impegnato anche nel beach soccer, dove era ormai diventato un'istituzione, perché in 2 fasi storiche della sua carriera lui era stato direttore sportivo del Catania Beach Soccer. Vincendo tra l'altro. Vincendo in entrambi i casi, prima con Suarez e poi qualche anno addietro ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Sarà dunque un appuntamento assolutamente da non perdere. Vi ricordiamo il 19 giugno presso il Teatro Regina Margherita, ore 16 con ingresso gratuito. Ritorniamo a parlare di calcio giocato, lo facciamo purtroppo con questo pareggio del Pro Favara in casa contro l'FC Pompei. 1-1 il risultato finale, ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita e poi sentiamo anche il pensiero di Nunzio Currenti. Una sola squadra poteva vincere, quindi facciamo i complimenti al Pompeo. Ci riproviamo il prossimo anno e posso dire siamo un po' delusi giustamente, ma pazienza, il calcio è pure questo. Oggi ha vinto il fair play, siamo 2 società uniti, ci vogliamo bene. Purtroppo una sola poteva vincere e hanno vinto loro, pazienza, ci riproviamo il prossimo anno. Tutto quello che possiamo dire è sempre, sono cose, momenti di rabbia magari, non voglio parlare di questo. Abbiamo perso, abbiamo fatto noi qualche errore, qua siamo ormai, pazienza, pensiamo al prossimo anno ora. Noi anche a Pompei abbiamo fatto una bellissima partita, qui il primo tempo abbiamo giocato un maluccio, l'abbiamo riagganciata, ma poi purtroppo loro l'hanno portata sempre sul Ritz e cose varie, abbiamo fatto il gioco suo, pazienza. Gli arbitri purtroppo non posso commentare, perché sono un rappresentante di una società
mi attengo a rispondere, perché comunque come può succedere a favore nostro succede anche a favore loro. Il calcio è questo, né bene né male, mi c'è uno, l'abbiamo vinta, penso anche meritandola, e adesso guardiamo avanti e sperando di vincere questa finale contro chiunque sia la squadra, perché veramente riusciremo a guadagnare un sogno che a Pompei non è mai esistito. Poteva essere, ma purtroppo non è stata. La finale a un passo per il gruppo di Catalano. Nunzio, rimane però la soddisfazione di essere veramente arrivati a un passo da una finale che forse probabilmente era anche meritata. Immagine più bella l'applauso finale. Sì. E che credo testimoni come Favara abbia davvero creato un feedback tra tifosi, città e squadra, società importante. Soprattutto quest'anno, no? Seguita quest'anno anche per la presenza di giocatori che comunque conosco bene, Andrea D'Amico, Lucarelli, Balistreri, Catalano è stato a Paternò, quindi insomma li ho seguiti in un girone dove è un po' quello che è successo, il fatto di avere una Nissa davanti, stratosferica, che è stata un po' quello che è successo a Siracusa in Serie D, no? Il fatto di avere una Nissa così forte, così costante, poi ha determinato il fatto che comunque Pro Favara, che ricordiamo nel girone A non ci sono stati playoff nel girone perché comunque ha tenuto il distacco un è stato pazzesco, impressionante. La soddisfazione fino a un certo punto, perché io non comprendo queste, quando tu arrivi a giocare cose così importanti, questa formula dei 2 pareggi obiettivamente ti lascia più di un amaro in bocca. Soprattutto con il gol fuori casa che valeva ti lascia di più doppio. di un amaro in bocca, considerando che adesso questa storia del gol che vale il doppio era rimasto soltanto qui. Dei dilettanti. Ti lascia secondo me una mano in bocca. Io non credo che siano soddisfatti. Beh, certamente non sono contenti, perché dopo aver investito comunque tanti soldi. Hanno investito tanti soldi, hanno investito anche in comunicazione, hanno investito in marketing, hanno investito tanto, è cambiato tanto il Pro Favara in questi anni. Obiettivi molto chiari in una provincia come Agrigento, che ha un Agragas che è comunque riuscita a salvarsi, anche se poi con grandi difficoltà nel finale di stagione, perché comunque va dato atto che Marco Coppa al debutto in Serie B è riuscito secondo me a fare un grandissimo campionato. Certamente, beh, poi c'è anche il Canicattì, in quelle determinate condizioni. Chiaro. Poi c'è il Canicattì di Pitatella, che con un gruppo giovanissimo è andato davvero a 1000, soprattutto da gennaio in poi. Anche se adesso ci sono dei punti interrogativi adesso proprio per la prossima stagione. Una conferenza stampa nella quale chiaramente il problema del campo diventa cronico. In Serie D bisogna giocare nel proprio campo, diciamolo pure. Ravanusa è diventata la casa di Licata e Canicattì, quindi la mia analisi è proprio una provincia che ha 3 realtà. Adesso vedremo se ci sarà possibilità di ripescaggio, non credo.
Beh, lo stadio di Licata è quasi pronto, anche se ancora non è disponibile. Giocare comunque sempre fuori non aiuta. No, non aiuta assolutamente. Questi campionati acquisiscono un valore doppio, soprattutto quelli di Canicattì e Licata. Sì. Secondo me, da fare un'analisi in Serie D, Pippo Romano e Pitatella hanno guidato due complessi importanti, e considera pure che il Canicattì ha vinto il titolo regionale di Serie D Juniores sì. col tecnico più giovane d'Italia, È Ferrante. Tra l'altro match analyst della prima squadra. Sì, anche responsabile comunicazione, sì. quindi siamo un ruolo multimediale. un ruolo multitasking, quindi Profavara in un campo che purtroppo mi ricorda la sconfitta in finale con la Leonfortese del Mazzarrone, quell'1-0 segnato da Caputa, che ci costò quantomeno in quel momento. Perché poi c'è stato il ripescaggio. Poi c'è stato il ripescaggio. Adesso è è una storia tutta da scrivere. È una storia tutta da scrivere. In questo momento le difficoltà a Canicattì sono insomma ormai percepite da tutti. L'Acragas credo che si sia data già una resettata, intanto anche con la possibilità di rimettere a nuovo anche il campo, lo stadio, no? L'Esennedo, che decisamente non è proprio al top, anche e soprattutto come manto erboso. È stata al centro più volte di fare calcio, proporre il calcio che ha nel suo DNA Marco Coppa su quel campo. Non era assolutamente fattibile. Non era assolutamente facile, più volte si è stata sottolineata la difficoltà del campo, si parlava di una gestione, sono stati più volte sono entrati in conflitto. Adesso sembra che la situazione di sistemata, c'è stato un nuovo assetto, sì, il nuovo presidente Calleri, un nuovo assetto societario. Mi fa piacere, perché lo conosco da Catania, rivedere Scozzari, era responsabile del settore giovanile subito dopo l'addio di Lo Monaco e nell'anno in cui il Catania conquistò finalmente quello che era un tabù costruito negli anni, che era l'accesso alla Final 8. Il 2 giugno riuscì a giocare quella memoria storica, complimenti, famosa partita col Milan, con gol di Cristante, che costò purtroppo nei quarti di finale la possibilità a quel Catania di Pulvirenti di riuscire ad approdare alla semifinale. Scozzari adesso torna da Agrigento, e quindi vedremo adesso i risultati. Certo, speriamo bene. Non è stato un anno facile. Graziano Strano è andato a Mazzarrone con Samuele Costanzo. Marco Coppa vedremo dove andrà. A Marco non mancheranno certamente le richieste, no, anche non credo, perché ripeto, a prescindere dalle valutazioni finali espresse dalla società, è vero che le ultime 4 partite, però bisogna entrare nel contesto e andare a scandagliare bene, perché poi le cose non succedono mai per caso. Mai per caso. Vogliamo adesso parlare invece di questo Modica, che vince addirittura fuori casa contro l'Aurora Alto Casertano 1-0, una squadra che a questo punto insomma ha la finale a meno di 1 chilometro. Però sempre lo vede già lo striscione. Vale lo stesso discorso fatto per il Trapani. Bisogna stare con i piedi per terra. In questo senso devo fare un plauso ad Alessandro Settineri, perché è riuscito a dare questa impronta alla squadra. Però devi considerare sempre l'aspetto che quando tu parti con presupposti chiari, Modica doveva comunque fare il campionato, che poi in questo momento sta provando, come si dice, la via secondaria, a raggiungere. Chapeau. Assolutamente. Adesso andremo a vedere. Prima il ritorno. Il ritorno, consideriamo che il Pompei avrà qualche giorno in più per riposare perché poi c'è la finale, c'è stato il discorso del Paternò, per cui Ionica, Milazzo e Modica hanno dovuto aspettare un attimino la finale di Coppa Italia vinta dal Paternò di Filippo Raciti, per poi andare ora a giocarsi questa prima partita. Vedremo come andrà a finire. Per intanto ci guardiamo proprio gli highlights con le interviste post partita, la vittoria fuori casa del Modica Calcio.
Con una prova di grande carattere il Modica firma l'impresa nell'andata delle semifinali playoff nazionali di eccellenza. Sbanca il Comunale del Prete, batte i padroni di casa dell'Aurora Alto Casertano per 1-0 e vede ad un passo l'ultimo atto degli spareggi per il salto in Serie D. Vediamo la sintesi che si apre con l'occasione per i locali, con Pisani che spara sul fondo da 0 metri l'invito di Mema. La squadra di Settineri non sta a guardare e risponde con Savasta che invece manda sul fondo di testa il servizio di Cacciola. Gli sforzi del Modica però vengono premiati nella ripresa quando al minuto 50 Palmisano raccoglie l'ottimo lavoro dal fondo di Palermo e di testa mette alle spalle di Mazzarella, facendo così Alto Casertano 0, Modica 1 e gioia incontenibile per il centrocampista classe 97, bravo a firmare così il vantaggio per i suoi e far gioire in maniera incontenibile i tifosi rossoblù. Spinge la squadra siciliana che poco dopo avrebbe anche la chance per il raddoppio, ma solo la traversa nega a Savasta la gioia del gol. Insistono i rossoblù che ci provano anche con Strano, il cui destro sorvola di poco la traversa. Poi la formazione molisana tenta la via del pareggio e prima reclama un possibile rigore su Pisani, mentre il sinistro di Ciccarelli qualche minuto più tardi è bloccato centralmente da Marino, ma è il Modica ad avere sul ribaltamento di fronte la palla del raddoppio con Ballatore che, ben servito da Alfieri, trova la decisiva respinta di Mazzarella. Quindi nel finale assalto disperato dell'Aurora Alto Casertano che cerca con forza la via del pareggio, ma gli sforzi profusi dai molisani non producono l'effetto sperato. Finisce 1-0 per il Modica, il ritorno domenica prossima al Barone di Modica. Devo dire che abbiamo fatto una prestazione sontuosa, a parte i 3 legni credo che abbiamo creato almeno 3 palle gol importanti. Sono orgogliosissimo, hanno mostrato determinazione, perseveranza, coscienza dei mezzi che hanno. E devo dire che di fronte abbiamo trovato un avversario che ha un'idea di gioco, che la esprime, quindi ancora di più è stata una bellissima partita dove si è visto del buon calcio per essere una semifinale nazionale. I ragazzi hanno dato veramente, tutto il gruppo è stato partecipe e credo che abbiamo strameritato questa vittoria. Ora però dobbiamo resettare, dobbiamo essere bravi, intelligenti e coscienti a prepararci bene per domenica, perché sarà un'altra partita. Dobbiamo avere l'umiltà di azzerare velocemente, goderci forse il ritorno, dopodiché il ritorno del viaggio intendo, dopodiché programmare nel miglior modo possibile questa sfida con questa squadra, ripeto, che ha una buona idea di calcio. Vuol dire che avremo uno stimolo in più per cercare davanti al nostro pubblico di fare bene, di dimostrare che meritiamo di continuare questo meraviglioso percorso. Dobbiamo imparare a goderci ogni momento, ripartendo dal mio avvento dei primi giorni di febbraio ad oggi. Quindi questo è merito della società, è merito dei ragazzi, perché comunque è di tutti i miei collaboratori. Non si risparmiano, lo dico costantemente, è fantastico lavorare con una società che ti mette nelle condizioni di avere ogni necessità, diventa comunque risolvibile. E i ragazzi che sono sempre disponibili e uno staff all'avanguardia che mi collabora. Bisogna goderci questo momento e poi da martedì, con tanta umiltà, con la consapevolezza che siamo in grado di poter accedere alla finale, non dobbiamo sbagliare l'approccio, dobbiamo gestire bene i momenti, dobbiamo essere determinati e non dobbiamo snaturarci. Abbiamo un'idea di gioco, la dobbiamo proseguire, probabilmente saremo un tantino più fortunati e qualche episodio ci verrà favorevole e quindi con l'aiuto del pubblico che vorrei ringraziare perché anche oggi era presente, numerosissimo. Credo che poche società possono annoverare un pubblico del genere a seguito a 800-900 km lontano da casa, per cui avremo una marcia in più, ma soprattutto lo dobbiamo fare per continuare questo straordinario percorso che probabilmente nessuno credeva possibile. Allora, nella speranza che insomma
il Trapani possa raggiungere questo straordinario triplete, nella speranza che anche una squadra siciliana possa ulteriormente allargare le squadre in Serie D la prossima stagione, parliamo del Modica, e nella speranza soprattutto che il Catania Beach Soccer, ma tutto il movimento del beach soccer, possa raggiungere risultati considerevoli, portando in alto soprattutto anche la bandiera siciliana. Noi concludiamo la puntata odierna. Io sono stato molto felice oggi di ospitare Nunzio Currenti. Ricordiamo ancora una volta il bel progetto web che è già partito da febbraio. siciliangol.it, seguiteci perché adesso comincia il periodo più caldo del mercato, cercheremo di proporre, soprattutto andiamo a scovare personaggi, che poi quello andare mercato magari lo raccontano tutti, è vero, però poi proveremo a capire un attimino cosa fanno i personaggi del calcio dilettantissimo, soprattutto d'estate. Esatto. Grazie dunque a Nunzio Currenti, ospite della nostra puntata. Chiudiamo qui, ci vediamo domani puntuali alle 22 anche sul canale 19 di TVM Palermo. Voglio anche ricordarvi che questa puntata, così come tutte le puntate di questa stagione, è sempre visibile sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold attraverso la Smart TV, oppure se volete visitate anche il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo, oppure la nostra pagina Facebook Penalty. Ci vediamo domani. Che splendido scenario! Il sipario è ancora chiuso, ma noi siamo già pronti per l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito proprio qui al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.